Si è svolta a Iolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, il 10 ottobre 2019, la giornata dedicata al riso Delta del Po, in occasione del decennale del riconoscimento dell'indicazione geografica protetta. Numerosi giornalisti di testate giornalistiche cartacee, TV, radio, online, provenienti da Veneto, Emilia-Romagna e altre regioni, operatori, amministratori pubblici e autorità, hanno partecipato al convegno che si è tenuto nella sede del Consorzio di tutela del riso del Delta del Po, IGP, dal titolo Il capitale naturale, economia ed ecologia nella grande sfida del biologico. Oggi siamo qui al decennale di una grande iniziativa, una grande filiera del riso, l'IGP del Delta del Po, che è un IGP transfrontaliero tra Veneto ed Emilia e quindi sicuramente un momento importante per far capire comunque ai consumatori che se abbiamo delle denominazioni, in particolare questa del riso, è perché centinaia di agricoltori sono messi assieme a formare una filiera, a formare una cooperativa che naturalmente fa sì che il riso di questo territorio possa essere coltivato in un determinato disciplinare e poi essere comunque portato sui mercati con un marchio territoriale forte. Il territorio di Iolanda offre un suolo che è unico nel suo genere e si presta in modo particolare alla produzione del riso e alla produzione di un riso di qualità con caratteristiche organolettiche che sono uniche. Il consorzio IGP l'ha capito molto bene e sta investendo tanto sul territorio, sta facendo tanta promozione noi gliene siamo veramente molto grati. Speriamo e ne siamo certi anche sì, che questi primi 10 anni siano solamente l'inizio di un percorso che porterà sicuramente ottimi risultati. Il riso del Delta del Po è un prodotto di altissima qualità, con una storia lunga secoli che merita di essere raccontata. Uno degli obiettivi del Consorzio Riso Delta del Po IGP, dove si coltivano 4 varietà presenti nel mercato, Carnaroli, Arborio, Baldo e Volano, è quello di garantire un'alta qualità e di arrivare a realizzare un riso biologico certificato. I giornalisti e le autorità presenti hanno poi potuto far visita alla filiera del riso del Delta del Po IGP, accompagnati dal presidente del consorzio Riso Delta del Po IGP, Adriano Zanella. Noi oggi cerchiamo di presentare il nostro consorzio, l'eccellenza del nostro riso, spiegare le motivazioni e spiegare perché il nostro riso è da considerarsi un'eccellenza. E poi abbiamo anche la presentazione del primo esperimento che abbiamo fatto con l'Università di Ferrara, il professor Brandolini e il suo staff, sulla coltivazione del riso biologico. Lavorando bene con anche la parte veneta, perché indubbiamente poi quando si tratta di lavorare intorno ai progetti concreti è chiaro che si collabora tutti, insomma. In questo caso tra l'altro c'è una chiarezza anche di idee da parte del consorzio, c'è una buona adesione di tutti i suoi produttori, quindi questo rende più semplice anche alla politica ovviamente supportare i progetti. Noi abbiamo come Camera rapporti con le associazioni di rappresentanza degli imprenditori del settore primario, soprattutto nel settore primario. E facciamo attività di promozione dei prodotti alimentari di qualsiasi tipologia essi siano e anche un incentivo anche economico ai produttori per aggiornare le loro tecniche di produzione. Il riso del parco del Delta Ferrarese, del Delta Rodigino, insomma questo parco che ha un po' di qua e un po' di là, è un riso eccezionale, è un riso che nasce in un terreno giovane che ha delle proprietà organolettiche meravigliose, perché l'acqua che inonda questi terreni è misto acqua dolce e acqua salata, perché proviene appunto dall'acqua che risale i cunei del fiume e in qualche modo va a mischiarsi con l'acqua dolce. Il riso del Delta è un riso particolare perché viene coltivato in un ambiente particolare, cioè giovane, un ambiente vicino al mare in cui sia il territorio sia le brezze e naturalmente le qualità
permettono a questo riso prodotto nella Delta di avere delle qualità nutrizionali e salutistiche che lo differenziano dagli altri risi prodotti in Italia e anche all'estero. Il mercato oggi chiede, oltre a prodotti di qualità, anche la salvaguardia dell'ambiente, quindi il nostro compito è quello di vedere se il riso coltivato in biologico mantiene le stesse caratteristiche bromatologico-nutrizionali del riso coltivato con metodi convenzionali.